Recenti studi hanno dimostrato i benefici della lettura nella fascia 0-6, sono benefici neurobiologici ed anche emotivi. Nucleo del progetto sono le 2 biblioteche dedicate, la Brat in centro a Treviso e questa appena inaugurata al Parco dello Storga, un totale di 400 volumi disponibili. Un bando che la cooperativa Comunica ha vinto, unica nel Veneto e quarta in Italia, e che prevede anche percorsi di formazione per insegnanti e nuclei familiari in associazione con altre realtà del territorio, tra cui l'ULS 2. A questo proposito segnalo che tra i vari laboratori ci sarà uno molto interessante l'11 novembre alla biblioteca di Villorba, riservato agli operatori dell'ULS, quindi riuniremo una cinquantina di pediatri, di operatori sociali, di infermieri e di OS in questo laboratorio che sarà tenuto da Valentina Sosero, Chiara e Francesca Cavallaro del Trabicolo dei Sogni. Un luogo che sarà aperto dalla mattina e fino all'arrivo del buio durante l'inverno, con divanetti per la lettura e spazi per i più piccoli e che valorizza anche il patrimonio naturalistico della provincia. Proprio questo è il nostro obiettivo, perché naturalmente con i bambini si raggiungono anche le famiglie e si crea sempre di più questo rapporto con questi spazi e questi luoghi che sono certamente da valorizzare e fruire. Un luogo che la cooperativa Comunica gestisce dal 2021 in collaborazione con l'ente pubblico e che vuole dare ai giovani della prossima generazione 2 obiettivi importanti. Impatto con la natura, quindi incontrare la natura, capirne i tempi, rispettarli e il bisogno di belle storie. Secondo me in questo tipo di società in cui viviamo c'è bisogno di leggere e ascoltare storie belle, perché molto spesso i social hanno questo problema di avere storie brevi e sintetiche, non tanto belle, che non ti riempiono, okay? Mentre noi come umani ci nutriamo anche di storie, quindi abbiamo bisogno di storie belle in luoghi naturali.